Ormai non sappiamo più riconoscere la nostra lingua madre, quindi è giusto perché conoscendo la parola conosciamo la storia, conosciamo la cultura, conosciamo la nostra tradizione. Ci sarà il laboratorio di filastrocche con Vien qua che te canto per rispolverare le canzoni e i jingle delle tradizioni venete e creare percorsi di avvicinamento anche con altre culture. Il laboratorio di scrittura creativa in dialetto veneto, il Cineforum, Confartigianato porterà gli studenti in bottega dal salumificio alla pasticceria per far toccare con mano i processi di produzione e i prodotti del territorio. Art Care porterà nelle scuole una tournée spettacolo per far conoscere ai ragazzi le imprese di Marco Polo, Piero Querini e dei veneti emigrati di fine Ottocento. Sono i progetti che hanno vinto il bando aperto dall'assessorato alla scuola del comune di Treviso e che a breve entreranno sotto forma di laboratori in aula. La nostra punta di diamante, se posso dire, è la realizzazione di un processo penale minorile, quindi nel quale i ragazzi simulano i veri ruoli di quello che è il mondo degli adulti e capiscono anche il disvalore di quello che sono delle condotte che magari di tutti i giorni non riescono a comprendere. Storia locale ma anche educazione civica, cittadinanza attiva e legalità. L'obiettivo è quello di lavorare sui comportamenti a rischio tra la strada e tra l'uso del digitale e del social, ma non tanto con una modalità nell'insegnare cosa è giusto e sbagliato, ma l'intento è partire dal punto di vista dei ragazzi, quali sono le loro preoccupazioni e nel confronto tra pari, facilitati dagli educatori in classe, favorire la consapevolezza. Per i giovani da gennaio tornerà a disposizione dopo 2 anni anche la sala prove di Via Dalmazia, 80 metri quadrati, pareti insonorizzate e disponibilità di strumenti musicali.